impresa femminile fortunatamente insomma è sempre più al centro del dibattito nazionale ma anche europeo. Che cosa si sta facendo, che cosa si è fatto negli ultimi mesi? Allora, a livello nazionale abbiamo sollecitato la calendarizzazione per la discussione del disegno di legge depositato al Senato. Abbiamo presentato anche il progetto alla ministra Roccella Calderone davanti a tantissime confederazioni presenti. La ministra appunto Roccella ha affermato l'importanza appunto del progetto. A livello europeo stiamo tessendo delle relazioni con confederazioni europee datoriali, perché diciamo il prossimo passo sarà quello di portare nuovamente la necessità di definire a livello europeo cos'è l'impresa femminile, affinché non ci sia più concorrenza fra ordinamenti, ma soprattutto perché venga valorizzata veramente l'imprenditoria femminile. Perché abbisogniamo di una legge concreta, reale e chiara per tutte le imprenditrici e future imprenditrici che vogliono mettersi nel mondo del lavoro. Sì, stiamo benissimo. Oggi qui in Lessinia tra l'altro parliamo di denatalità, di politiche demografiche. Quanto può essere utile questo alle donne, soprattutto alle donne che hanno anche una famiglia? È importantissimo, perché quando si parla di tutelare, valorizzare l'imprenditoria femminile non è tanto per la quota rosa, ma perché la donna imprenditrice, avendo appunto una famiglia, dei figli, è giusto che sia aiutata di più, ma non perché ha bisogno di aiuti per portare avanti un'impresa, ma proprio ha bisogno di aiuti per il discorso che mamma molto spesso si avvicina alla cura dei genitori, dei fratelli malati. E per quel motivo, e quindi senza dimenticare che la donna comunque deve essere tale, deve rimanere mamma, deve rimanere madre, sorella, insomma la donna non deve diventare un maschiaccio, però va valorizzata, aiutata con l'impresa femminile, con aiuti concreti che stiamo anche definendo anche al Comitato Impresa Donna.